Il giorno del terzo segreto vedrete un segno bellissimo e la Madonna opererà miracoli straordinari. Salve a tutti carissimi, oggi voglio tornare a parlarvi del terzo segreto di Meggiugori. Perché proprio del terzo segreto? Perché i primi due segreti saranno degli ammonimenti al mondo per richiamarlo alla conversione. Il terzo segreto invece è, un segreto molto particolare perché ci sarà un grande segno sulla collina delle apparizioni, sarà un dono per noi tutti, che renderà a tutti evidente che la Madonna è veramente presente a Meggiugori come la nostra mamma. Questo segno che si accompagnerà al terzo segreto sarà un segno bellissimo che non si può costruire con mani umane, sarà un segno indistruttibile e che resterà sulla collina in modo permanente. Allora, per quanto riguarda praticamente questo segno bellissimo che, rimarrà in maniera indelebile sulla collina delle apparizioni, si è pensato che possa essere collegato con la carenza, di acqua che c'è a Meggiugori. Infatti ecco, non so se qualcuno di voi è stato a Meggiugori, uno dei problemi è proprio la difficoltà nel trovare delle vene, di acqua, perché, è una terra, quella di Meggiugori, costituita solo da sassi e terra rossa che è veramente molto dura. Riguardo quindi alla natura di questo segno bellissimo, leggiamo, quanto scritto da Suor Emanuel nel Bambino nascosto, che è un libro scritto da questa suora che risiede permanentemente a Meggiugori. In questo libro, si riporta la testimonianza di un tale Sego, il quale, vissuto nei primi del Novecento, che, abitava, proprio ai piedi del Monte delle Apparizioni, il Pobdromo. Stiamo parlando quindi dei primi del Novecento, quando la Madonna a Meggiugori chiaramente non era ancora apparsa, perché le apparizioni sono iniziate nel 1981. Ebbene, questo signore un giorno, incominciò a, raccontare di una visione o forse di un sogno che aveva fatto e, disse: "Un giorno ci sarà una grande scala dietro alla mia casa, con tanti gradini quanti sono i giorni dell'anno. Meggiugori sarà molto importante, la gente verrà qui da tutti gli angoli del mondo, verranno a pregare. La chiesa non sarà piccola come adesso, ma molto, molto più grande e piena di persone. Non potrà contenere tutti quelli che verranno. Quando si minerà la chiesa della mia infanzia, io quel giorno morirò. Ci saranno molte strade, molte costruzioni, molto più grandi delle nostre piccole casette che abbiamo adesso. Certe costruzioni saranno immense. I nostri venderanno le loro terre agli stranieri che ci costruiranno sopra. Sul mio monte ci sarà così tanta gente che vedrete, non potrete neanche dormire la notte. Non perdete le vostre tradizioni. No, non le dovete perdere. Pregate Dio per tutti e per voi stessi. Ci sarà una sorgente qui, una sorgente che darà molta acqua, talmente tanta acqua
ci sarà un lago qui e i nostri avranno delle barche e le ormeggeranno a una grossa roccia. Ebbene, il fatto che questo segno bellissimo che, comparirà sul Monte delle Apparizioni, il Podrobo, il giorno in cui ci sarà il terzo segreto, se questa il segno che appunto ci potrebbe essere, potrebbe scaturire una sorgente, dal Monte Podrobo, il Monte delle Apparizioni, parrebbe confermato da un sogno fatto da una persona che è andata in pellegrinaggio a Meggiugori. Questa persona, ha detto riguardo al segno visibile che, ci sarà sulla montagna del Prodobo quando arriveranno i segreti, in particolare il terzo segreto, ha detto di aver sognato una sorgente d'acqua che scaturiva proprio dal monte Podrobo. Ha sognato questa persona di trovarsi su questo monte delle apparizioni e che, da un piccolo squarcio nelle rocce usciva una piccola sorgente d'acqua. L'acqua correva giù per la collina, facendosi strada tra la terra e le pietre, fino ad arrivare addirittura ai negozietti all'ingresso del Podrobo, che piano piano cominciavano ad allagarsi. Allora molti pellegrini e abitanti di Meggiugori iniziarono a scavare per deviare l'acqua dai negozi, ma da questa fonte, da questa sorgente, l'acqua usciva in maniera sempre più abbondante, fino a diventare un vero e proprio torrente. I cumuli, di terra, scavati dalle persone riuscirono finalmente a deviare l'acqua sulla stradina che porta al monte. Quindi l'acqua oltrepassò la strada e si diresse verso, la piana che conduce alla chiesa, e ai bordi vi era una folla di pellegrini, per tutto il tragitto dell'acqua. Da sola l'acqua scavava il letto del torrente, che addirittura finì per sfociare nel fiumiciattolo che passa dietro la chiesa di San Giacomo. Tutti gridavano al segno e tutti pregavano ai bordi del nuovo fiumiciattolo. Ora, quindi dovrebbe essere questo forse? Punto interrogativo, il segno bellissimo, indistruttibile che, resterà sulla collina in modo permanente? Potrebbe essere un'ipotesi che concorderebbe anche con quella avuta da quel contadino ai primi del Novecento e riportata da Suor Emanuel. L'unica cosa, certa è che, mentre i primi 2 segreti sono degli ammonimenti, che saranno visibili in tutto il mondo, dei campanelli per richiamare l'umanità alla conversione, il giorno del terzo segreto, oltre a vedere questo segno bellissimo che potrebbe essere una sorgente scaturita dal Monte delle Apparizioni, il giorno del terzo segreto la Madonna ha promesso che ci saranno dei miracoli straordinari e che tutte le persone che, saranno presenti il giorno del terzo segreto a Meggiugori, avranno una guarigione o spirituale o fisica, a seconda di quello che è il male che, attanaglia appunto queste persone. In particolare, ecco, c'è, la promessa da parte della Madonna di una guarigione straordinaria di una persona la quale ha già ricevuto dalla Madonna di Medjugorje un miracolo straordinario. Si tratta di uno sportivo che, si era ammalato di un tumore molto grave, talmente grave che gli era stata amputata, la gamba, praticamente dal ginocchio in giù. Ebbene, la Madonna, di Medjugorje, oltre ad averlo guarito dal tumore, perché a questo sportivo erano stati dati al massimo 2 anni di vita, la Madonna ha promesso che il giorno del terzo segreto, quando apparirà sulla collina,
il segno bellissimo, indistruttibile che rimarrà in modo permanente, quel giorno questo sportivo a cui è stata amputata una gamba vedrà ricrescere la gamba amputata. E ci saranno oltre a questo anche altri miracoli straordinari che sono stati promessi alla Madonna in quel giorno, nel giorno del terzo segreto che verrà annunciato al mondo con 3 giorni di anticipo e, invece con 10 giorni di anticipo al sacerdote scelto dai veggenti per rivelarlo al mondo intero. E, la ricrescita di un arto amputato è un miracolo che in realtà, è già stato compiuto dalla Madonna, precisamente dalla Madonna del Pilar nel 1600, quando, un povero contadino perse la gamba, in un incidente e chiese con tutte le sue forze alla Vergine Santissima di, ottenere il miracolo della ricrescita della gamba e la Madonna del Pilar, esaudì, il desiderio di questo contadino che vide incredibilmente la gamba ricrescere. Ma anche, Padre Pio si dice che una donna che, era sua devota e che aveva perso un dito in seguito ad un incidente, domestico, pregando intensamente Padre Pio, assistette alla ricrescita, del dito. Quindi, ecco, raccogliamoci veramente in preghiera perché, il giorno del terzo segreto si assisterà a dei miracoli veramente straordinari e, il miracolo più grande è sicuramente quello di aspettare questo giorno all'insegna della, preghiera fervorosa, ma soprattutto della conversione personale, perché nulla è impossibile a chi crede e, ci può essere soprattutto, ecco, in questo periodo di tempo, un momento in cui, la fede può vacillare, può porsi, delle domande, di fronte a tutto quello che sta accadendo e rimanere in qualche modo destabilizzata e sbigottita. Però ecco, lo ricordiamo appunto che, Gesù nel Vangelo ha detto che, dalla misura della nostra fede dipende anche la misura, del suo operato, no, se ha detto Gesù: "Se voi aveste fede quanto un granellino di senape, potreste dire a quell'albero sradicati, e gettati nel mare ed esso vi ascolterebbe." Quindi i miracoli straordinari possono avvenire anche, prima del segno promesso dalla Madonna, se si ha una fede incrollabile, una fede che si abbandona totalmente e ciecamente a Dio e ai suoi disegni misteriosi sulla nostra vita, e sul futuro, dell'umanità. Vi ringrazio tanto carissimi e vi auguro buona preghiera e che vi benedicano i sacri cuori di Gesù, di Maria e Giuseppe. A presto.